Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview che si concentra come sempre sul Catania in vista della sfida contro il Cerignola, squadra seconda in classifica che Telecolor trasmetterà in diretta. Ci occuperemo ovviamente anche del Messina e del Trapani, pure di calcio a 5. Lo faremo con i miei ospiti studio a partire da Carlo Breve. Ciao Carlo. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio ai nostri amici. E il re delle tattiche, Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Da mago siamo passati al re. Ovviamente no, perché spero che possa fare anche qualcosa per la mia voce, ma vedo che è difficile. Vediamo se sarà capace invece di fare qualcosa. No, certo, per la mia voce non credo, ma sicuramente di leggere molto bene i messaggi dei nostri telespettatori. La nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Io vi ricordo la linea WhatsApp per interagire con noi al 342 77 12 855. Allora, noi andiamo in onda proprio mentre c'è la diretta della conferenza stampa dell'allenatore del Catania Toscano. Andremo magari a sentire fra poco qualche intervento dell'allenatore del Catania. Intanto io torno da Anna per fare un po' il programma della giornata che ci attende fra sabato, domenica, lunedì, perché si gioca tutti i giorni. Eccoci arrivati alla 25esima giornata di campionato che inizia questa sera alle 20:30 con Cavese Altamura e Giuliano Foggia. Domani alle 15 Messina Latina e Trapani Potenza. Alle 17:30 Sorrento Crotone. Domenica 2 febbraio alle 15 Avellino Turris, Cerignola Catania e Picerno Juventus Next Gen. Lunedì 3 febbraio alle 15 Taranto Casertana. E si chiude la 25esima giornata di campionato lunedì 3 febbraio alle 20:30 con Benevento Monopoli. Passiamo alla classifica. Monopoli con 47 punti, segue Benevento e Cerignola 45, Avellino 43, Potenza 42, Crotone 40, Catania 35, Picerno 34, Trapani 32, Altamura, Giuliano e Sorrento 31, Juventus Next Gen 30, Foggia 29, Cavese 28, Latina 26, Casertana 24, Messina 20, Turris 6 e chiude la classifica il Taranto con meno 6 punti. E questo frutto delle ultime penalizzazioni che hanno coinvolto le ultime due in classifica, gravemente danneggiate ovviamente da ciò che hanno fatto anche le due società. Io credo che possiamo andare ad ascoltare subito Toscano in conferenza stampa. Sentiamo. Domenica quindi è disponibile. Ok. Buongiorno mister, Marco Zappala per City Zone. Le chiedo innanzitutto, partiamo sempre dal mercato, aveva detto che a centrocampo come reparto era a posto, in virtù delle partenze di Carpani e di Verna, le chiedo se secondo lei in questi ultimi giorni di mercato servirà a intervenire anche su questo reparto, poi le faccio le altre. Ma credo che al netto della disponibilità dei nostri centrocampisti che sono Sturaro, Di Tacchio, De Rose e Jimenez, perché ha dimostrato che può ricoprire benissimo quel ruolo, siamo abbastanza a posto. Ci sono altre priorità prima, poi se c'è l'opportunità di migliorare anche quel reparto per caratteristiche e per altre circostanze. Questo semplice ma geniale trucco per riscaldare la casa in 90 secondi. Ritorniamo in studio, fra poco ritorneremo a seguire la conferenza stampa di Toscano. Si parlava anche un po' del mercato, no? Carlo, è un mercato che il Catania deve affrontare soprattutto per quanto riguarda difesa e attacco, o secondo te può fare qualcosa ancora a centrocampo? Sappiamo che è stato ufficializzato a centrocampo Frisenna, quindi c'è il ritorno di un giocatore che oggi si è formato, è diventato un giocatore importante in Lega Pro, e quindi diamo il benvenuto sicuramente a Frisenna. Quindi si è intervenuti in questo reparto, credo che bisognerà intervenire soprattutto nel reparto avanzato, dove credo ci sia proprio bisogno di sopperire all'uscita di D'Andrea prima di tutto, e poi vedremo se negli ultimi giorni si farà l'operazione Montalto. Credo che ne servino quindi due di attaccanti, uno sicuro per sostituire D'Andrea. Non so se Dal Monte è stato preso con questo obiettivo, e l'altro, se dovesse uscire Montalto, dovrà essere presa un'altra punta, prima punta di peso che possa alternarsi con Inglese. Allora, io chiedo alla regia di farmi sapere se possiamo tornare su Toscano. Ecco qua. Di delusione, di rammarico che si poteva fare
avere qualche punto in più, però quello che è stato ormai non lo puoi cambiare. Ci siamo ripresentati dopo le 2 sconfitte non meritate, con il Benevento e con la Juventus, con uno spirito diverso a Piceno, in un campo difficile contro una squadra in salute che se non leggi bene la partita può metterti in serie difficoltà. Ho visto uno spirito giusto, è un punto di ripartenza che mi fa ben sperare. Poi il mercato, poi lo spirito nuovo, l'atteggiamento nuovo e un po' più di fortuna per raggiungere quei risultati che magari molte volte meritavamo di raggiungere, ti possono far migliorare questa classifica e togliere quell'amarezza, delusione che c'è da parte di tutti. I ragazzi l'ho visti vogliosi di cambiare il trend di questa parte del campionato. Poi la rabbia, la delusione la devi trasmettere in campo e tramutarla in quel furore agonistico, quella cinicità che a volte ci è mancata in questa parte del campionato. Ma di starci vicino come sono stati fino ad oggi. L'ho detto qualche settimana fa, questo è un momento di stare ancora più uniti tutti. Poi è normale, per tutti i 90 minuti, poi è normale al 90esimo si può esprimere il proprio assenso o dissenso, perché è logico che sia così. Però di stare vicino a questi ragazzi che hanno bisogno, perché io li vedo lavorare durante la settimana e ci tengono veramente a portare soddisfazione a loro. Buongiorno, Enzo Stroscio, Globus Television. Tornando per chiudere un cerchio sul periodo di questo mercato di riparazione, che non è più un mercato di riparazione perché è troppo long action, un mese credo che sia molto importante. Che ne pensa del rapporto che hanno i giocatori con la squadra e anche i procuratori che hanno il loro interesse a fare le movimentazioni rientriamo in studio. desiderata? Cioè, rientriamo in studio, poi torneremo fra poco da Toscano. Andiamo a vedere un po' di grafiche per capire quella che è la situazione di mercato aggiornata al momento attuale, ovviamente, per cui quelli che sono stati gli arrivi, le partenze del Catania, le ufficializzazioni da parte della squadra rossazzurra, ufficializzazioni che possiamo vedere nella prossima grafica. Se non abbiamo ancora la grafica, io vado da Anna per leggere qualche messaggio. Sì, allora andiamo da Anna subito per qualche messaggio dal pubblico da casa. Sì, Marco, ci chiedono: se Sturaro si infortunasse di meno, se Di Tacchio fosse stato in campo tutta la stagione, sempre se e ma non si sapeva che non erano giovani? E ancora ci scrivono: finora l'opposto del mercato del gennaio scorso e dell'estate. Vediamo se cambieranno i risultati. Allora, mercato diverso rispetto a quello del gennaio scorso, sicuramente quello sì. Mirato, quello sì. È andato via qualche pezzo, è stato sostituito, manca ancora qualcosa e quindi last minute il Catania credo che troverà i tasselli per completare l'organico a disposizione di mister Toscano. Sturaro e Di Tacchio, si dice, ho sentito la domanda, no? Si parla sempre se Di Tacchio avesse giocato più partite, se Sturaro avesse fatto più gare, si fosse infortunato di meno. Si sapeva all'inizio del mercato che non erano più dei giocatori giovanissimi. Ecco, Di Tacchio è un giocatore integro, esatto. Ha sempre giocato nelle precedenti stagioni da titolare, ha fatto sempre il massimo e il pieno di partite, è stato un titolare fisso ovunque è stato. Sturaro si sapeva che veniva da un periodo di inattività e negli ultimi anni sicuramente non era stato brillantissimo, ma si capisce che per questo ha accettato la Lega Pro e quindi un giocatore di quel profilo che ha fatto sempre Serie A e nazionale e squadre importanti anche all'estero, per scendere così di categoria qualche problemino ce l'aveva. Ci dispiace che non l'abbia finora risolto e che non abbia dimostrato finora il suo vero valore.
I fatti oggettivi dicono questo in questo momento. Vediamo se abbiamo la grafica del mercato del Catania con le partenze e gli arrivi per fare un po' il punto di quella che è la situazione in casa rossazzurra fino ad ora. Ovviamente stiamo parlando del preciso secondo attuale, poi le cose possono cambiare, con Dini appunto del Fabbro, Dal Monte, Frisenna, con Farroni che non è realmente arrivato il mercato di gennaio, ma che chiaramente è un giocatore nuovo a disposizione di Toscano. Le cessioni le vedete. Andiamo a vedere i due giocatori nuovi arrivati in quest'ultima settimana, che sono appunto, ne ha parlato anche Toscano, sia Dal Monte che Frisenna. Nelle grafiche successive andiamo a vedere quelli che sono i due giocatori nuovi del Catania, appunto il centrocampista Frisenna, di cui abbiamo parlato poco fa. Vediamo se abbiamo la grafica. No, ancora no. Allora facciamo così, ritorniamo da Anna, facciamo altri messaggi da casa e poi ci fermiamo per poi andare magari ad ascoltare Toscano. Sentiamo Anna. Altra domanda per te, Carlo. Ci scrivono: per Carlo Breve, Frisenna è un giocatore che può diventare titolare da subito? E ancora ci scrivono: domanda per lo studio, come valutate il mercato rossazzurro finora? Allora, Frisenna credo sia arrivato giovedì, ha fatto il primo allenamento, quindi sì, giovedì con la squadra. Ritengo che non partirà subito titolare, ma è sicuramente un'opzione a partita in corso da potersi giocare. Ecco. Anche perché Di Tacchio e De Rose sono sicuramente dei giocatori che hanno fatto molto bene nell'ultima giornata. Sì. Sicuramente è un cambio, è un'energia in più che il Catania si trova in panchina, un giocatore importante che è del 2002, fresco, che può dare subito un impulso di energia. La squadra in questo momento ne ha di bisogno. Come giudichiamo il mercato del Catania? Aspettiamo lunedì. Sì, diciamo Dal Monte ha sostituito D'Andrea. Esattamente, lo dico io, aspettiamo lunedì. Se dovesse andare via Montalto, credo arriverà un altro attaccante. E sicuramente sicuramente arriverà, e deve arrivare un altro difensore. Indipendentemente da Montalto. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo. Di nuovo in studio, seconda parte di preview, e allora andiamo ad ascoltare Toscano, sentiamo una larga parte della conferenza stampa partendo da quello che pensa del prossimo avversario dei rossazzurri, dunque il Cerignola. Partiamo da qui. Come lo è stata quella di Benevento, una squadra che sta facendo un gran campionato, che ha costruito i suoi risultati negli anni, costruendo e migliorando ogni anno la sua intelaiatura, il suo progetto. Sarà una bella sfida, perché è una squadra che ha dei numeri importanti, però la squadra ha lavorato bene, l'ho vista concentrata, l'ho vista lavorare di squadra questa settimana, e siamo pronti a affrontare questa bella sfida. Prego. Buongiorno Toscano, sono Rosario Sapoca, qui per gaioweb.com. Le chiedo quali sono le caratteristiche tecniche, parlo prettamente di quelle tecniche, non morali, emotive e psicologiche, che più le piacciono di Giulio Frisenna, e poi se ci può svelare, quando saranno tutti a disposizione, le gerarchie tra i pali, quando avrà tutti a disposizione Beters, Farroni e Dini, chi sarà il primo, chi il secondo e chi il terzo. Grazie. Intanto è un catanese, è la cosa più importante. È un ragazzo straordinario, l'ho conosciuto questi 2 giorni che si è allenato con noi, si è messo subito a disposizione della squadra, dei compagni, un ragazzo pulito, un ragazzo molto motivato, che vuole far bene nella sua città, può ricoprire tanti ruoli nel reparto di centrocampo, molto dinamico, e quei calciatori che magari in questo momento servivano per rafforzare già un organico e un reparto che oggi, dopo l'assenza di Sturaro, serviva dal punto di vista delle caratteristiche e dal punto di vista numerico. Buon pomeriggio, mister Damiano Tucci, la casadc.com e giallocadimarzio.com. Io invece le chiedo di Nicola Dal Monte, altro volto nuovo,
dove lo vede nel suo credo tattico e che motivazioni ha trovato nel ragazzo anche da un punto di vista emotivo personale. Grazie. Nicola ha delle caratteristiche che in questo momento ci servivano nel reparto avanzato. Un ragazzo che ama giocare negli spazi, attaccare gli spazi, gli uno contro uno, si può adattare da tre quarti, si può adattare da seconda punta, è un attaccante moderno, molto duttile, e anche lui è arrivato con grandi motivazioni perché dopo questi 6 mesi dove ha fatto poche apparizioni ha tanta voglia di dimostrare le sue qualità. Mister, buongiorno, Enzo Stroscio, Globus Television. Mancano quasi 5 giorni alla chiusura del mercato, poi si chiude una serie cinesca e si gioca con quei giocatori a disposizione e quindi il Catania deve avere una sua forma. In riferimento alle 2 prossime partite esterne, Catania ha fatto sempre, ma sempre la sua bella figura con queste squadre blasonate. Non partiamo da favoriti per ovvi motivi di classifica, ma ci siamo allo stesso livello. Ma di favoriti in questo girone ogni partita ce ne sono poche, perché poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Come ho detto prima, affrontiamo una squadra che ha fatto dei numeri importanti, costruiti nel tempo, in un'intelaiatura che ha rafforzato anno dopo anno, con una certa filosofia, una certa strategia. Io oggi mi devo oggi sia io che la squadra si deve concentrare sulla partita di domenica. Il mercato c'è chi se ne occupa, stiamo cercando di rafforzare e migliorare già una rosa importante. Oggi, ripeto, chi è il giocatore del Catania, devo concentrarmi su quello per andare a affrontare nel miglior modo possibile la partita di Cerignola. Buongiorno mister, Marco Zappala per City Zone. Che tipo di partita si aspetta domani? E le chiedo se dal Monte Frisenna sono già a disposizione, sono già disponibili per la partita di domenica, non di domani, mi scusi. E poi il campo, no? Che è un sintetico, magari anche piccolo, quello di Cerignola. Ecco, il Mazzola di mister Bianco sotto questo punto di vista può essere stato funzionale a livello di allenamento, visto che si andrà ad affrontare una partita in un sintetico? Grazie. Dal Monte Frisenna sono a disposizione. Hanno svolto 2 allenamenti del Monte quasi tutta la settimana con noi, quindi sono a disposizione. Sarà una partita, una bella sfida, con 2 squadre che si vogliono superare. Noi siamo pronti per affrontare questa sfida. Il campo, abbiamo già tastato Picerno, 2 settimane che ci alleniamo a mister Bianco, che è una struttura molto bella è adatta alla settimana che andiamo ad affrontare, ma non è tanto quello il campo o la superficie, perché poi ci siamo allenati tutta la settimana sul sintetico, abbiamo giocato domenica in casa, sono delle cose, dei dettagli che ti possono aiutare, ma come l'approcci la partita, come, con l'energia che ci arrivi, perché domenica ho visto un'altra energia, un altro spirito diverso, ma già a Picerno l'avevo detto che era cambiato qualcosa. Bisogna continuare su quella strada. Buongiorno mister, Salvo Russo, Globus Magazine. Abbiamo parlato dei nuovi innesti, io ne aggiungo un altro che non è nuovo perché è un vecchio, che purtroppo però è stato assente per troppo tempo, e parlo di Francesco Di Tacchio. Può essere lui l'innesto giusto per quell'equilibrio, soprattutto in un settore del campo, perché lo abbiamo visto, probabilmente non è ancora al 100%, però lui insieme alla squadra ha incarnato, forse sta cominciando a incarnare il suo credo calcistico. Francesco ha fatto una grande prestazione domenica, come tutta la squadra. È un nostro nuovo acquisto, perché non l'abbiamo avuto per tanto tempo. Ha dato fisicità, ha dato esperienza, ha coperto tanto campo con il suo spirito e con la sua esperienza. È un'altra arma in più che oggi abbiamo da sfruttare.
Buongiorno. Alfio Lombardo, calciocatania.com e Radio Amore. Situazione infortunati, abbiamo visto anche qualche giocatore che non ha concluso la partita al meglio, se ci può dire qualcosa, grazie. Degli indisponibili, allora Stoppa, Farroni, Sturaro, Beters, Di Gennaro, Luperini e Lunetta, che non siamo riusciti a recuperarlo questa settimana. Non abbiamo voluto rischiare di affrettare i tempi e creare ulteriori problemi, quindi si aggregherà la prossima settimana. Buon pomeriggio, mister Daniele D'Alessandro, Quotidiano di Sicilia. Si torna sempre al mercato. Lei ha detto che la società sta cercando gli ultimi rinforzi in questi ultimi giorni di mercato. Ecco, qual è il reparto su cui vi state concentrando maggiormente nel caso in cui si verificassero determinate occasioni? Grazie. Hai detto bene, occasioni e opportunità. Noi strategicamente vogliamo rafforzare questo gruppo già di buon livello. Lo vogliamo rafforzare e migliorare sotto l'aspetto numerico in certi reparti. E delle caratteristiche, come abbiamo fatto con Frisenna, come abbiamo fatto con Dalmonte, come abbiamo fatto con Del Fabbro, per indisponibilità o per caratteristiche. Nel reparto avanzato in questo momento numericamente siamo pochi, però devi stare dietro alle tempistiche, alle opportunità che si creano. Abbiamo ben preciso certe caratteristiche, se si possono raggiungere bene, se no non si fa una cosa tanto per fare. Allora, abbiamo ascoltato una larga parte della conferenza stampa di Toscano. Innanzitutto ha detto che Lunetta non ci sarà nella partita con il Cerignola, per cui probabile Anastasio che andrà come esterno sinistro. Ha parlato adesso di mercato. Fare tanto per fare non si fa, è normale, è una dichiarazione che tutti fanno, dicendo poi, Carlo, che in attacco comunque siamo pochini, bisogna intervenire, è proprio lì il punto. È chiaro, è chiarissimo. Del Monte sicuramente andrà a ricoprire il vuoto lasciato da D'Andrea, l'abbiamo detto, ma io credo che lui voglia pure qualche altro pezzo importante, perché magari non è soddisfatto del rendimento di qualcuno, quindi devono essere bravi gli operatori di mercato del Catania, last minute, a fare due operazioni, una in uscita e una in entrata. Vediamo le grafiche dei due innesti del Catania in questi ultimi giorni, che sono appunto Nicola Dalmonte, eccolo qua, grazie alla nostra regia, 97, prestito dalla Salernitana, 77 il numero di maglia. Come diceva e come ha detto anche Toscano, è un attaccante che è capace di fare anche il trequartista, capace di giocare dietro una o due punte probabile. A questo punto che giochi all'inizio, già nella partita contro il Cerignola, è possibile vederlo in campo, vedremo che cosa succederà. Mentre l'altro acquisto che andiamo a vedere subito è un ritorno fondamentalmente per il Catania, è quello di Frisenna, anno di nascita 2002, messi nella società di provenienza, il numero di maglia sarà il 20, ovviamente un centrale, giocherà nei due di centrocampo, ovviamente la terza volta che veste la maglia rossa-azzurra dopo le giovanili e la prima parentesi con la Serie D prima di approdare a Licata. Può giocare a 2 e a 3, Marco. Esattamente. Diciamo che è più un play per caratteristiche, sì. Con un centrocampo a 3 è il suo sì. Ruolo proprio ideale, però anche a 2 ha fatto molto diciamo bene. In un 3-5-2 si troverebbe meglio che in un 3-4-1-2 o 2-1? Secondo me sì, però può dare un grosso contributo anche in mezzo e affiancato a uno per caratteristiche come Di Tacchio. Secondo me è perfetto, perché lui è proprio un ragionatore, uno che dà i tempi alla squadra. Di Tacchio è proprio un vero e proprio incontrista. Poi anche le caratteristiche di Frisenna, ma anche i dati di Frisenna ci hanno fatto vedere sia in Serie D che in Serie C che è un ragazzo che calcia tanto da fuori, ed è un po' quello che manca al Catania, no? Un centrocampista, un interno di centrocampo che è anche propositivo nell'ultima tre quarti anche per il tiro da fuori. Mi ricordo benissimo l'anno scorso col Messina, fece un gol bellissimo a Benevento, un gol fantastico, a Licata 4-5 gol a stagione, quindi è un ragazzo che comunque ha una buona propensione offensiva. Anche questo potrebbe essere un dato interessante. Torno a te, Ermanno, perché tu hai preparato anche un punto su Di Tacchio. Abbiamo sentito prima i colleghi che chiedevano a Toscano, ne abbiamo parlato anche noi nel post partita della partita con il Giuliano, perché i numeri di Di Tacchio
sono certamente quelli che riflettono come il Catania di inizio stagione con Di Tacchio in campo era un'altra squadra anche sotto l'aspetto dei risultati. Sì, diciamo risentendo, no, adesso le parole di Toscano mi è venuta questa idea già vedendo la partita domenica, vedendo la partita di Tacchio, ho visto come sia un giocatore fondamentale nel Catania, soprattutto in entrambe le fasi. È un giocatore che per detta di tutti, ma soprattutto per detta del tecnico, è un nuovo acquisto, quindi è come Frisena, diciamo, nel pacchetto, nel roster dei centrocampisti, ed è un giocatore che, come dice lui, copre tanto il campo e sa fare bene. Anche in questo caso abbiamo una grafica che possiamo andare a vedere nella nostra lente di ingrandimento, dove un po' troviamo i numeri appunto di Tacchio. Eccola, arriva immediatamente con con lui in campo, fra parentesi abbiamo visto anche quelli che sono i risultati del Catania. Ho messo, diciamo, quelli che sono dei dati singoli del giocatore, quali possono spiccare, no, la frequenza col quale viene cercato dai compagni e soprattutto la qualità col quale lui gioca verso i compagni, visto i 31 passaggi nei 90 minuti e l'82% di passaggi riusciti sul 100%, che sono un dato molto importante, ma soprattutto vediamo anche la differenza, no, con Di Tacchio in campo. Il Catania è una squadra che fa fatica a perdere, cioè perde meno anche per le sue caratteristiche di leader, di dominatore, di quello spirito, no, di giocatore vincente che vuole vincere e che soprattutto vuole ritornare, no, nelle categorie un pochettino più prestigiose, quali la Serie B, dove militava fino allo scorso anno. E poi è un giocatore che comunque, come si poteva vedere nei dati, è un giocatore che sa fare bene entrambe le fasi, quindi è un giocatore che sa attaccare, cioè sa far salire il baricentro della squadra con dei passaggi in verticali, per lo più spesso riusciti, ma soprattutto è un giocatore che intercetta tanto, quindi che recupera tanti palloni in mezzo al campo. Qui c'è un dato che recupera, diciamo, all'incirca 5,2 palloni per 90 minuti, e soprattutto è un giocatore che riconquista molti palloni. Il dato qui non c'è, ma riconquista all'incirca 9 palloni a partita, e quei palloni sono palloni importanti. Lo vedremo poi sui dettagli successivi. Il secondo gol del Catania nasce così: un recupero palle in zona centrale, riconquista palle in verticale, uno dei dati inseriti era proprio il passaggio in verticale, e successivamente si trova la soluzione una seconda palla, poi si trova il gol del 2-0 del Catania. Quindi è un giocatore sicuramente di estrema importanza per la quadratura e per la compattezza e che sarà titolare con ogni probabilità anche nella partita con il Cerignola. Ci fermiamo nuovamente, ritorniamo fra poco per parlare anche degli avversari del Catania, vale a dire proprio il Cerignola, fra poco. Ancora preview, terza parte della nostra trasmissione. Torniamo ad ascoltare le parole di Toscano, soprattutto parla di uno dei nuovi acquisti che abbiamo visto anche in parte nell'ultima partita con il Giuliano, vale a dire Del Fabbro. Sentiamo. La condizione è buona, è del feeling con la squadra che deve crescere, perché poi la maggior parte delle partite le ha giocate ad Arezzo. Per caratteristiche si realizza più da difensore centrale, ma all'occorrenza può fare anche il braccetto. E invece sul Cerignola, questo incrocio con D'Andrea, cosa le suggerisce? Se teme, tra virgolette, la vendetta dell'ex, oppure insomma affronta questa circostanza con Pippo, serenità? Quando ci siamo salutati gli ho augurato il meglio, anche lui era deluso dal fatto di non aver dimostrato il suo valore qui a Catania per tanti motivi. Io gli auguro sempre il meglio ai giocatori con cui ho allenato, ho avuto l'opportunità di allenarli. Buongiorno mister, Benissano per Globus Magazine. Settimana scorsa Guglielmotti ha avuto dopo il gol ha avuto un'esultanza abbastanza focosa, abbastanza veemente. Chiedo, è qualcosa che, diciamo, si sta rispecchiando anche nella squadra nelle ultime partite? È lo sfogo di una squadra, di un calciatore che vuole dimostrare il suo valore. Nel momento del gol ha esternato tutta la sua voglia, è la dimostrazione di quanto ci tengono questi ragazzi a far bene a Catania.
Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato diffusamente quello che ha detto Toscano nella partita, nella conferenza stampa pre-partita con il Cerignoli. Io volevo tornare da Anna, le abbiamo dato poco spazio perché appunto dovevamo ascoltare Toscano. Immagino che sia sulle parole del mister sia su altre situazioni ci siano tanti commenti da parte dei nostri telespettatori da casa, Anna. Esatto, tra le domande arriva anche qualche osservazione e ci scrivono ciao, io in attacco preferisco un giovane tutta la vita, giochiamo per quest'anno ma anche per il prossimo. E ancora, sarò controcorrente, ma finalmente finisce il mercato, le prossime 2 partite decideranno la stagione, se riuscissimo a fare 4 punti cambia tutto. E ci scrive Fabio e Family Curva Nord, buonasera, ma novità di Di Gennaro? E quindi rispondo subito a Fabio. Rispondi tu, Anna, perché sì, esatto, c'è un po' social, no, di Di Gennaro. Esatto, dando una buona notizia perché Di Gennaro ha pubblicato sui social, se la regia può far vedere, ecco, ha pubblicato sui social questo post con scritto preannunciando un po' il suo rientro in campo dopo l'infortunio. E questo sarebbe chiaramente un ritorno molto importante per il Catania, anzi è un ritorno molto importante quando si concretizzerà. Grazie Anna, andiamo a parlare dell'avversario del Catania, vale a dire il Cerignola. Ne ha parlato tanto Toscano in conferenza stampa, una squadra importante, una squadra che da tanto tempo gioca insieme, insomma ha tessuto le lodi della squadra di Peppe Raffaele. Allora io vorrei chiedere ad Emanuele Parlati, collega di lanotiziaweb.it, che è collegato con noi, il Cerignola punta ovviamente alla promozione e dunque punta a fare benissimo nella partita con il Catania. Emanuele. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Sì, è una partita importante quella di domenica al Monterisi perché il Cerignola vuole continuare questa corsa in vetta alla classifica o comunque nelle altissime sfere della stessa. Arriverà una formazione candidata al salto di categoria ad inizio stagione e credo che il fattore Monterisi sia molto importante per avvalorare queste ambizioni perché nel girone di ritorno il Cerignola affronterà le 4 favorite e non solo, ci sarà ad esempio anche la sfida con il Monopoli, altra grande protagonista di questo campionato, il derby con il Foggia e dunque bisognerà misurare le ambizioni dei gialloblu anche e soprattutto dal rendimento interno e dall'appoggio del proprio pubblico. Il Cerignola arriva in maniera ottimale al match, 10 risultati utili consecutivi, 4 vittorie esterne di fila, l'ultima a Potenza, arrivata al 90° con Martinelli, a testimonianza di quanto la squadra sia ben allestita, ben allenata da mister Raffaele e che abbia in animo proprio di continuare questo percorso di una crescita esponenziale vista in questa stagione e anche il mercato invernale indica questa volontà, la volontà di un Cerignola che fa sul serio, non che prima ovviamente avesse scherzato, ma che vuole magari coltivare un sogno che al momento non si vuole pronunciare, ma si vuole restare lì al vertice. Emanuele, condizioni dei giocatori, chi è indisponibile per la partita con il Catania, stando ovviamente alle indicazioni che abbiamo a quest'ora del venerdì pomeriggio, si gioca fra 2 giorni, e poi ti chiedo quella che può essere la formazione di partenza della squadra, o almeno le scelte di Raffaele. Non ci sono squalificati e praticamente Raffaele dovrebbe avere tutto l'organico a disposizione. Anche questa è stata una condizione che spesso ha accompagnato l'Audace, assenze importanti anche in ruoli delicati, tutti i ruoli di movimento, ma pian piano adesso l'emergenza sembra rientrata e questo testimonia ancora di più la grande tempra dei gialloblu che hanno saputo far fronte a questi inconvenienti. Dovrebbe mancare solo il lungodegente Cupone che peraltro sta pian piano riprendendo la preparazione dopo l'infortunio al crociato di un ginocchio a settembre, quindi presto
mister Raffaele conta di averlo anche in gruppo, ulteriore arma a disposizione per il rush finale di stagione. La formazione è il classico 3-5-2, a grandi linee ricalcherà quella vista in campo a Potenza. Cito un paio di possibili ballottaggi: porta tra Saracco e Greco, con quest'ultimo che ha giocato a Potenza perché scelta giustificata da Raffaele, perché aveva bisogno di un portiere che sapesse meglio giocare con i piedi. La difesa dovrebbe vedere Romano, Martinelli e Visentin, classico centrocampo con Capomaggio, Play, sugli esterni Coccia e Russo, mentre Tascone e Paolucci saranno gli interni. Davanti sicurissimo Salvemini, che al Viviani ha raggiunto la doppia cifra, 10° centro in campionato. Altro duello per una maglia tra il fresco ex D'Andrea e Ascic, che nell'ultimo match è partito dalla panchina, non era al meglio. Domani sentiremo dal tecnico quali saranno le sue condizioni. Credo che uno dei due possa partire dall'inizio. Emanuele, buonasera. Volevo solamente chiederle il cambio di domenica tra il primo e il secondo tempo di Russo con Nicolao. È stata una scelta tecnica oppure c'era un affaticamento da parte di Russo? Buonasera, anche l'arrivo di Nicolao è stato importante perché è andato a ripiazzare la casella lasciata vuota da Tentardini. Quindi Raffaele vuole giocarsi tutte le opzioni possibili, tutte le alternative per mantenere sempre alto il livello qualitativo della squadra. Luca Russo è uno dei giocatori più impiegati in questa stagione, non ha mai saltato una gara, e quindi penso che sia stata anche una scelta tecnica, perché aveva bisogno in quel momento più di copertura rispetto a Russo, che fa benissimo entrambe le fasi, però voleva saggiare anche le condizioni del neo arrivato dalla Turris per accelerare la sua entrata in squadra, la sua integrazione. Non credo assolutamente ad un problema fisico, ma ad una semplice turnazione in base appunto alle armi, alle opzioni a disposizione. Emanuele, io ti ringrazio, grazie per il tuo intervento. Da Cerignola, insomma, ti vedrai con Carlo Breve che ti ha fatto l'ultima domanda durante la partita di domenica. Grazie ancora Emanuele Parlati, ciao, buon pomeriggio. Grazie a voi, sempre un piacere, buon proseguimento. Allora, fra poco saremo da Ciccio Triolo, io lo vedo già in previsione, eccolo lì, gli chiedo di attendere proprio un minuto perché andiamo subito da lui, perché c'è una conferenza stampa importante, perché è atteso caro Carlo Sissé, che è il CEO di AAD Invest, che è insomma proprietario del Messina, il nuovo proprietario del Messina. Andiamo subito da Francesco Triolo, ma io volevo andare prima da Ermanno perché volevo far vedere la grafica delle statistiche a confronto della partita fra Catania e Cerignola di domenica. Sì, diciamo abbiamo messo un paio di dati che mettono a confronto il Catania col Cerignola, e il Cerignola che dai dati emersi, no, ci fa notare, ovviamente sempre adesso i dati che prendiamo dalle ultime 2 settimane sono dati relativi solamente al girone C della Lega Pro, quindi non più quelli globali di tutte e 3 i gironi. È un Cerignola che domina su tanti aspetti, sull'aspetto della pericolosità, ma soprattutto sull'aspetto, diciamo, della pericolosità concessa anche all'avversario. Vediamo che prima per tiri nei 90 minuti, il Catania un pochettino più indietro, per tiri subiti 8,7 soli i tiri subiti nei 90 minuti, il Catania è la seconda, e il Cerignola che con una squadra che domina tanto lo spazio e domina tanto lo spazio della tre quarti avversaria. Vediamo i passaggi nella tre quarti avversaria, infatti sono molti, è seconda in classifica sotto questo aspetto. Il Catania che però anche su questo aspetto è molto simile al Cerignola, quindi Catania e Cerignola che si somigliano sotto qualche aspetto. Diciamo il punto chiave, la differenza, essere capaci di dare
qualche passaggio importante, no? Decisivo. Raffaele, diciamo, la sua squadra l'ha improntata e si è vista anche a Potenza settimana scorsa con un pressing molto alto. Infatti i primi 15 minuti il Potenza non è mai uscito dall'area di rigore, è proprio da un'indecisione in fase di costruzione che nasce la punizione e poi il primo gol di Salvemini nell'1-0. È una squadra che però sa giocare, gioca tanto alto, e lo vedremo successivamente anche con la linea di difesa molto alta, quindi scopre le spalle, ma questo è dovuto al fatto che i suoi centrocampisti, come i suoi, diciamo, difensori, vanno spesso in profondità, cercano molto la verticale e soprattutto il passaggio filtrante che supera tante le linee di pressione. Se devo definire con un solo aggettivo il Cerignola, intenso. Squadra molto intensa. E sarà una partita sicuramente intensa, così come intensa credo che sia anche l'attesa di Francesco Triolo. Non è arrivato Sissè ancora, Francesco, collegato dal comune, giusto, di Messina. Ciccio, ciao, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo approfittato della concomitanza tra la trasmissione e la conferenza stampa di presentazione del nuovo proprietario del Messina qui al comune per collegarci proprio da qua. C'è l'attesa, sì, è indubbio, c'ho anche tanti tifosi nel Salone delle Bandiere, perché è il primo approccio del CEO di AD Invest, Doudou Cissé, a Messina. È arrivato ieri, è stato un po' con la squadra, anche oggi la seduta di rifinitura l'ha vista dal vivo, insieme a un centinaio di tifosi, visto che è stata aperta al pubblico, ma c'è attesa soprattutto per quello che dirà in questa aula, cioè quali sono i programmi che questa nuova proprietà ha per il Messina a breve, medio e lungo termine. È chiaro che bisogna capire anche, bisognerà pesare le sue parole, bisognerà capire come verrà fatto questo tipo di investimento, quindi è indubbio che c'è tanta attesa e tanta soprattutto curiosità. E ci credo che ci sia curiosità, chiaramente, anche perché insomma tu ci hai raccontato anche in questo periodo delle tante vicissitudini societarie da parte del Messina. Certamente è importante capire chi assume la guida e come ovviamente la porterà avanti, Ciccio. Diciamo che anche oggi ci sono stati dei piccoli segnali, perché sapevamo di Costantino che sta ufficializzato, ma oggi è arrivata anche l'ufficializzazione di Vicario, quindi una serie di colpi di mercato sono stati fatti nelle ultime 2 settimane nel tentativo di raddrizzare questa barca. Magari poi ne parleremo quando parleremo di campo, perché domani c'è un'altra partita fondamentale che è quella. Ma infatti hai introdotto tu, Ciccio, approfitto, visto che ancora Sissè non è arrivato, parliamone subito di campo, tentiamo di capire come Banchieri, nuovo allenatore, fra parentesi, dalla settimana scorsa, potrà mettere in campo questo Messina in una partita comunque importante domani pomeriggio. Ma sicuramente, Marco, questa è stata una settimana piena di lavoro per Banchieri, che era arrivato proprio alla vigilia del scontro diretto di Caserta, e quindi ha potuto incidere poco, diciamo. Sono arrivati anche dei giocatori di categoria anche importanti, perché Chiarella, Costantino, lo stesso Vicario dalla Triestina, sono dei giocatori che potrebbero già essere in campo contro il Latina. Se pensiamo che Buchel era arrivato un paio di giorni, ha giocato subito contro la Casertana. Questa è un po' la formazione che abbiamo immaginato, tenendo fuori ancora Vicario, che è un esterno offensivo, in un schema che bene o male ricalca quello visto a Caserta, con il trequartista dietro le 2 punte, ma sappiamo bene, voi a Catania lo conoscete benissimo, Chiarella, che Chiarella potrebbe svariare su tutto il fronte d'attacco. Questa è un po' l'idea. Tieni conto che la partita contro il Latina diventa davvero fondamentale in chiave salvezza, perché ormai le squadre si sono delineate un po' quelle che dovranno lottare per non retrocedere, al di là di Taranto e Turris, nella speranza, sempre lo ribadiamo, che sia Taranto che Turris completino il campionato, altrimenti la classifica verrebbe rivoluzionata e in negativo per il Messina. Francesco, ti ringrazio, ti lascio alla conferenza stampa in attesa che arrivi Sissè. Ovviamente se hai qualche novità importante da darci, noi siamo qui, chiaramente fino alle 4 siamo qui e eventualmente ti colleghi con noi, se no grazie ancora Ciccio.
Se no ci vediamo nell'edizione del telegiornale. Esattamente proprio così. Grazie. Buon pomeriggio a Francesco Triolo e buon lavoro per questa conferenza stampa importante appunto di Sissé, CEO di AAD Invest, che appunto ha rilevato il Messina. Io adesso vado da Anna perché ci sono altri messaggi da parte del pubblico da casa e poi torniamo a parlare della partita con il Cerignola. Sono arrivate alcune domande sulla questione attacco e ci chiedono: per Marco arriva sto rinforzo in attacco? Ecco. E ancora, ma in attacco chi è il nome vero su cui puntiamo? E poi continuano le domande sul mercato, dove chiedono: salve, volevo chiedere al mister Breve se questi acquisti del Catania di gennaio sono da una squadra che deve puntare alle primissime posizioni, primo, secondo, terzo posto, come il Catania merita. Allora Carlo, rispondi tu intanto. Sì, l'ultima, e poi io dopo mi tengo per quella precedente. Sicuramente sono due acquisti importanti, magari non sono nomi roboanti, ma sono due acquisti funzionali, giovani innanzitutto, uno che è abbastanza in palla perché Frisenna sarà utilissimo, Dal Monte magari credo dal punto di vista fisico dovrà crescere di condizioni, visto che ha fatto solo 4 presenze quest'anno in Serie B con la Salernitana e non da titolare, mentre l'anno scorso erano stati presi anche a gennaio profili che si dovevano ricostruire fisicamente, che erano gente inattiva da tanto tempo, quindi per ora sia Del Fabbro che Frisenna sono pronti per giocare, quindi sono due profili che possono dare una mano da subito. Per quanto riguarda il mercato degli attaccanti, io penso che si arriverà all'ultimo giorno, con ogni probabilità, anche perché ci avviciniamo alla partita, poi ovviamente possiamo essere smentiti da un momento all'altro, col mercato funziona chiaramente così. Sfumato Ongaro, ricordiamo che se ne è parlato tanto per il Catania, soprattutto nell'ultima settimana, l'obiettivo primario, almeno quello su cui puntano lo sguardo, è sempre Finotto. Poi chiaramente bisogna capire se si riuscirà a concretizzare questa cosa. Le altre sono delle alternative, sto parlando di Pellegrini ad esempio, se ne è discusso adesso, sto parlando dello stesso Patierno, non è facile chiaramente, ma stiamo parlando di alternative. Fra parentesi, il Catania sta cercando, come si è visto anche dagli ultimi innesti, di prendere giocatori chiaramente di esperienza sì, ma anche che abbiano una certa gioventù, come ad esempio nel caso di Frisenna. È importante ricordare per il Catania, questo non vale da scusante per il mercato del Catania chiaramente, ma il mercato del Catania è comunque condizionato, lo ripetiamo ancora una volta, dalla questione esuberi. So che i tifosi si stancano di sentirlo dire, ma è così onestamente, perché ce ne sono ancora tanti e chiaramente per avere qualche tesoretto da investire, ad esempio Bruzzaniti, si è parlato di Bruzzaniti, per riuscire a prendere Bruzzaniti ci vogliono 300.000 euro circa, insomma un'operazione che può coincidere su questa cifra. Bisogna ovviamente liberare determinati giocatori e alcuni giocatori sono ancora lì, Rapisarda, Celli, Monaco, Zanellato, ovviamente poi Luperini, lo stesso Montalto, che però appunto come ha detto Toscano è ancora ed è nella possibilità non solo di essere impiegato ma forse anche di giocare uno stralcio di partita nella sfida in Puglia contro il Cerignola. Ovviamente tutto questo fra un'ora venderanno tutti, per cui cambierà il mercato del Catania. Torno da Ermanno per parlare del Cerignola nuovamente. Situazione di non possesso, transizione negativa con... Quali punti da osservare? L'ho un po' anticipato prima, no? Dicendoti che il Cerignola è una squadra che ti viene a attaccare, a pressare molto alto, e il mister ci ha parlato proprio dell'intensità, è molto intenso come squadra, quindi è una squadra che non ti lascia campo, che non ti fa giocare, che vuole imporre il suo gioco, ma è una squadra che, come si può vedere poi dai tagli che facciamo vedere fin da subito, è una squadra che soffre tanto quelle che sono le transizioni, quindi quando perde palla, soprattutto in zona centrale, e la squadra avversaria è brava a ripartire, fa fatica, ma fa fatica soprattutto perché si ritrova sempre in una condizione o di 2 contro 2 o di 3 contro 3 o di 2 contro 1 addirittura, e qui vediamo anche in partite differenti come questa costante, questa situazione si vada a ricreare, e quindi può essere una componente importante che in qualche modo il Catania deve cercare di sfruttare. Qui abbiamo fatto vedere delle situazioni dove comunque il Cerignola era abbastanza
chiuso, protetto, riusciva a proteggere quello che era lo spazio in profondità. La clip successiva invece col Potenza, vedi, 2 situazioni di transizione, palla in verticale, riconquista della palla da parte dei terminali offensivi del Potenza, giocata, vediamo l'ultimo difensore è praticamente a 45 metri dalla porta, quindi correre di spalle, rincorrere all'indietro per coprire lo spazio è sempre un pochettino più difficile, e qui vediamo 2 occasioni limpidissime che di solito un attaccante come Caturano non sbaglia. Qui la prima all'inizio del secondo tempo, qui invece a metà del secondo tempo vediamo proprio un'altra situazione cardine, ok, sempre con una difesa che deve rincorrere nei 45 metri e non è facile, quindi queste situazioni di transizioni possono essere delle situazioni molto, molto pericolose, anche perché Martinelli, che è il centrale di difesa, 36 anni, si ha 3 promozioni con Foggia, Catanzaro e Novara, però è un giocatore comunque che ha tanta esperienza e che sicuramente non ha quella brillantezza e quella fluidità di corsa che potrebbe avere un Romano o un Visentin, che sono dei giocatori differenti, anche se Romano non è, mister, se mi puoi correggere, non è proprio un braccetto, cioè un giocatore che è scuola Frosinone, scuola Roma, che ha sempre giocato come esterno, come terzino, come esterno di centrocampo. Quest'anno lo stanno in qualche modo adattando nella difesa a 3 come braccetto. Anche in questo reparto Raffaele piace miscelare, no? Quindi mettere un giocatore più di gamba come appunto il Romano nel 2005, giovane, brillante, bravo nelle uscite. Piuttosto che appunto Martinelli, come consideravi tu, che è il giocatore classico, esperto, leader difensivo che guida la difesa, o Visentin, che è il classico mancino che fa partire anche bene, fa uscire l'azione da dietro. È una squadra ben fatta il Cerignola, perché Raffaele ci ha messo mano l'anno scorso, e ne ha parlato così l'ha anche costruita Toscano, no? Proprio a sua immagine e somiglianza, prendendo quei giocatori funzionali al suo tipo di gioco. Però il discorso, no? Poi giusto ci dedichiamo alla parte tattica, si parla spesso, no, di fare degli acquisti, dei nomi importanti, perché sono quelli che secondo, diciamo, l'opinione pubblica fanno vincere i campionati. Cerignola 2 punti dal Monopoli, Capomaggio l'hai preso dal Fasano in Serie D, Coccia faceva la Serie D. A proposito del centrocampo, dei 3 centrocampisti, un ingegnere qualificato, super laureato con master ovunque, che è appunto Capomaggio, un operaio specializzato che è Tascone e un incursore che sa far gol che è Paolucci. Quindi ben costruita la squadra, Marco. Ben miscelata. Hai usato hai usato veramente il termine giusto, ben miscelata. Ritorniamo alla fase di non possesso, perché quando poi difendono c'è un riferimento per ogni difensore. E no? Questa è la differenza, no? Col Catania. Sulle palle laterali vediamo la differenza, perché la marcatura che fanno gli uomini di Raffaele è una marcatura a uomo, prendono ognuno c'è il proprio riferimento, ci si attaccano, anche se il riferimento si sposta, va più lontano rispetto alla sua posizione. Guarda Romano, esatto, guarda Romano che proprio usa anche il corpo, rompe la linea, usa il corpo. Va a marcare a uomo, lì si marca uomo su palla laterale, non ci sono... Poi Rosafio fa un gol bellissimo, però il principio è proprio questo, no? Quella marcatura uomo, quella costante nel prendere l'avversario, nel marcarlo, nel sentirlo e nel limitare in qualche modo anche una sua giocata, anche un suo movimento, un suo smarcamento, quindi levare lucidità all'avversario, che è una cosa su cui Raffaele sicuramente ci lavora, e ci lavora già dall'anno scorso. Fase di possesso, andiamo a dare uno sguardo, perché poi lì, appunto ci diceva Carlo, c'è un po' di tutto, no? A centrocampo, e loro hanno la capacità di inserirsi, soprattutto le mezze ali. Il mister ci ha parlato del trittico di centrocampo e ci ha parlato proprio di questo giocatore frizzante. Qui è Tascone, però poi successivamente vedremo Paolucci. Loro giocano tanto con queste palle filtranti, l'avevamo detto prima, l'avevamo visto dai dati, con questi inserimenti costanti negli ultimi 20-16 metri da parte delle mezzali. Qui vediamo Tascone che si inserisce benissimo su una palla aperta alle spalle della linea difensiva, quindi con l'Avellino. Successivamente invece vediamo un video proprio col Giuliano, dove proprio Paolucci, vedi qui su palla larga all'esterno sulla destra, Paolucci che viene dentro e poi si crea una giocata dentro. E qui invece è una situazione simile però diversa, perché
Abbiamo parlato dell'inserimento e del supporto delle mezzali, qui invece il supporto che fanno i quinti. Il mister ha parlato prima, ha fatto la domanda su Russo perché lo conosce bene, perché sa quanto è importante la figura di Russo sia nello sviluppo, nella costruzione dal basso, ma sia nello sviluppo offensivo. Russo che poi viene sostituito, come ha detto il mister, da Nicolao, e anche Nicolao ha questi stessi ordini, questo ordine di attaccare il secondo palo, di attaccare una palla vagante in aria per poterla mettere dentro. Russo, tra l'altro, lo ricordiamo, 9 assist in campionato, che non sono pochi. 9 assist lui, mentre mi ero segnato Paolucci, che è la mezzala, diciamo, quello frizzantino che va sempre dentro, che entra dentro nella tre quarti, ha fatto 5 assist e 3 gol. Quindi diciamo segnano insieme, tutti. Si trova quello che realmente è la forza, come diceva Carlo, del Cerignola. Torniamo da Anna, altri messaggi che arrivano ai nostri telespettatori. Messaggio da Salvo. Buonasera, finalmente un mercato all'insegna di giovani di prospettiva. A mio avviso occorre prendere un altro centrocampista di qualità, considerando che Sturaro fisicamente è cagionevole. Invece Pippo da Fiumefreddo ci chiede: buonasera, un buon portiere quando? E da Fiumefreddo andiamo al librino con Eugenio che scrive: mi sa che sta cambiando il vento e si respira ottimismo, era ora. Mi dispiace per l'uomo, ma la squadra non può contare su Sturaro. Su Sturaro, insomma, abbiamo detto tanto, chiaramente ricordiamo che l'infortunio, ieri c'è stata anche la comunicazione da parte del Catania, risonanza magnetica per lui, ed è una lesione muscolare. Di primo grado, quindi i tempi non dovrebbero essere lunghissimi, però è chiaro che di partite, lo sappiamo, ne ha saltate tante. Per quanto riguarda i portieri, quanti ne volete ancora? Cioè io risponderei così: il Catania ne ha impiegati 5 in questo campionato del Mar. Ti dirò, la cosa che ho visto domenica, Dini sicuramente è un portiere un pochettino folle, se posso utilizzare questo nome, però diciamo questo aggettivo, ma di per sé è un portiere, a un portiere serve, no? Quel pizzico di follia. Nel gol vedremo successivamente la colpa è anche un po' sua, perché fa un'uscita un po' scellerata e soprattutto di Higuaín. Soprattutto di Higuaín. Però Dini mi è piaciuto, perché mi è piaciuto soprattutto quella voglia, trasmetteva molta anche senso, no? Di appartenenza, voglia di vincere, voglia di partire bene, e questo senso l'ho visto in pochi, no? E quindi quella voglia che c'ha Dini potrebbe essere trasferita anche come attenzione, anche come concentrazione a tutto il terzetto difensivo. Quindi... Interrompiamo lievemente con il calcio, solo un minuto. Vi faccio vedere una pillola di quello che è successo e poi andiamo in pausa, di quello che è successo ieri al Palacatania. C'era la partita di calcio a 5, qualificazioni agli europei, questi sono i 2 gol della squadra italiana, Italia contro Bielorussia. La partita è finita 2-2, ci sarà questo rigore del vantaggio della squadra italiana. Ricordiamo che nell'Italia giocano Podda, Musumeci e Polvirenti, che sono della Meta Catania, che l'allenatore catanese si chiama Samperi, per cui è una squadra dell'Italia, e questo è il pubblico del Palacatania durante la partita. Fondamentalmente vi facciamo vedere queste immagini anche per questo, per farvi vedere il colore che sta attorno e il gran tifo del pubblico etneo, la bandiera, il tricolore che sventola, e fra poco proprio il gol del pareggio definitivo per l'Italia contro la Bielorussia, appunto, in queste qualificazioni europee. Facciamo vedere soprattutto, bello veramente, questa festa del Palacatania per la nazionale, ricordiamo che è venuta a giocare appunto a Catania per il calcio a 5, per il futsal. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, torniamo a parlare del Catania e sentiamo anche quelle che sono le novità da Trapani. A fra poco. Ultima parte della nostra preview, io vado subito da Franco Camarasana. Oggi tanti collegamenti, tante realtà in diretta, abbiamo visto proprio Triolo poco fa dal comune di Messina. Tu non sei al comune, Franco, non c'è nessuna... Fra poco però andrò allo stadio, perché fra poco verrà presentato il nuovo allenatore del Trapani, Vincenzo Torrente, che è il quarto allenatore di questa stagione particolare del Trapani.
Ovviamente parleremo con lui del nuovo Trapani, perché sono già 13 giocatori nuovi acquistati dal Trapani nel mese di gennaio, e prima di lunedì ne dovrebbero arrivare altri 3. L'ultimo arrivato ieri pomeriggio è stato Abel Steinrup, un norvegese, un centravanti, giocava però in Olanda con una squadra di seconda divisione, Top Os. Chi dovrebbe arrivare ancora di qua a lunedì? Si parla di Estum Ongaro, un altro attaccante, 26 anni, canadese, gioca attualmente nel Novara, già domani dovrebbe essere qua. Poi si aspetta l'arrivo anche di Titas Krapikas, il portiere del Messina, che si dovrebbe liberare tra oggi e domani. E poi un altro difensore, è un difensore argentino, è del Boca Juniors, 23 anni, è un difensore centrale, attualmente però in prestito alla squadra argentina dell'Arsenal Sarandi. Quindi saranno 16 giocatori nuovi. Mamma mia, Ripeto, come al solito Antonini, diciamo che è un fiume in piena sotto tanti punti di vista, anche nelle dichiarazioni, sì, per tutto quello che è successo con Capuano. Franco, siamo strettissimi con i tempi, io ti vado a chiedere un po', considerando che Torrente, ed è una realtà che viviamo ormai da tempo sia a Messina che a Trapani in questa stagione, ogni volta cambiano gli allenatori, per cui è difficile riuscire a ricostruire le squadre, però tu puoi farlo sicuramente, anche magari dirci qual è il credo tattico di Torrente, che fra parentesi conosciamo anche per aver allenato squadre siciliane. Assolutamente sì, la Leonzio, sicuramente il 4-3-3, tra l'altro anche il Potenza che arriverà domani pomeriggio in provinciale gioca con il 4-3-3. De Giorgi ha fatto adottare alla sua squadra questo modulo, quindi il problema è indovinare la formazione. A questo punto bisogna guardarla, tra l'altro domani sarà privo di un difensore centrale come Celiento. Io penso che Torrente sia fedele intanto un pochino a quei pochi rimasti della rosa che aveva a disposizione Eziolino Capuano, e in generale alcuni dei nuovi. Ripeto, il 4-3-3, possiamo osservare una probabile formazione, ma ripeto, molto probabile, intanto con Wika in porta, finché non arriva, anche perché Seguin ieri è passato, è tornato in Modena, per cui Wika in porta, Benedetti, Malomo, che dovrebbe essere recuperata da uno infortunio muscolare, e poi Sabatino il capitano. A centrocampo giocatori abbastanza esperti e collaudati come Berna, ex Catania, Toscano e Carniero, e poi davanti rimane un triangolo molto giovane con Piovanello, Anatriello e Daca. Credo che Torrente inserisca già l'ultimo arrivato. Franco, grazie, anche perché abbiamo un po' di problemi con il collegamento. Abbiamo ascoltato, ho provato a farlo, quella che è la formazione. Ora vediamo di farla vedere fra poco anche in grafica. Io intanto ti saluto e ti ringrazio. Ciao Franco Camarasana. Eccola qui, la faccio vedere io. Ascoltando quello che ha detto Franco Camarasana, eccola qua. Wika in porta, Benedetti, Silvestri, Malomo, Sabatino, e poi Verna, Toscano, Carriero, Piovanello, Anatriello, Dakar lì davanti. Grazie ancora Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. E buona conferenza stampa con Torrente, altra novità tattica di questa stagione per il Trapani. Allora io ritorno da Ermanno perché andiamo a vedere un po' quella che è la situazione invece in casa Catania sotto l'aspetto tattico, partendo come sempre dalla fase di non possesso e direi sulla difesa attenta, ma forse ancora un po' lenta, si è vista anche col Giuliano. Però una difesa che ha un altro spirito. Uso proprio le parole di Toscano della conferenza, altro spirito, altro tipo di attenzione, altro tipo di concentrazione, quindi è una difesa che mi ricorda molto le analisi tattiche che facciamo proprio nelle prime 6-7 giornate di campionato nel girone d'andata, una difesa che sta ritrovando compattezza, che ritrova densità,
che ritrova qualità secondo me anche tanto nel difendere la porta, però ci sono ancora un pochettino di problemi, possiamo analizzare quali e come, se è possibile far mandare esattamente dalla regia il lavoro del Catania, una linea che è ben compatta, che segue bene gli uomini, però anche qui questo inserimento, che è un inserimento che possiamo vedere, che potremmo vedere domenica, deve essere meglio letto, quindi deve essere anticipata la lettura di questo inserimento e deve essere meglio assorbito, soprattutto al centrale qui, visto che è il centrocampista centrale che De Rosa non parte o parte comunque in ritardo, in quel caso deve essere più bravo e più veloce Quaini a comprendere lo spazio da coprire, quindi creare questo cono d'ombra, in qualche modo a coprire questo cono d'ombra del difensore che esce in pressione e chiudere lo spazio. Grande intervento di Quaini nel momento più difficile, no, della partita, Carlo, col Giuliano per il Catania. Lui, quella è una delle sue migliori caratteristiche, questo strappo nei primi metri, una forza istantanea veramente importante quella di Quaini, che però ha letto un attimino in ritardo, ma è aiutato dal suo strapotere fisico. Sì, questo senza dubbio. La seconda Quaini che fra parentesi è entrato anche in qualche voce di mercato, soprattutto nell'ultima settimana per quanto riguarda Quaini. A proposito della difesa, vi dico che c'è la situazione Allegretto, che in itinere si sta discutendo con il procuratore di Allegretto per definire l'eventuale arrivo del giocatore del Picerno. L'alternativa, almeno al momento, è sempre Stramaccioni, il difensore che vi diciamo, che però ha tantissime richieste, anche quella del Catania, ma ne ha veramente parecchie, almeno 3 o 4 società su di lui, così abbiamo completato anche l'aspetto legato alla difesa del Catania. Andiamo sui palloni laterali. Questo è un altro alert. Dicevamo che è un alert. Sì, perché l'abbiamo visto nelle scorse settimane. Vediamo 5 giocatori nella parte laterale del campo. Si crea un 3 contro 3, secondo me molto pericoloso su questa palla laterale, e vediamo come i due difensori, in questo caso Quaini e Del Fabbro, escano sul pallone, quindi sul portatore, sul ricevitore in questo caso del pallone nella zona centrale, ma anche lì Del Fabbro sì, poi fa una buona uscita, ma lascia completamente libero l'attaccante centrale, che poi in questo caso è Padula, che riceve il pallone e spedisce poi sopra, quasi in curva il pallone, ma anche lì è una situazione che devi leggere meglio, no? Ma perché non c'è la codifica proprio... Su queste palle laterali non c'è la codifica, devi andare subito ad attaccarsi all'uomo più vicino. Ecco perché, mister, l'ho fatto vedere proprio per differenziarlo dal lavoro che fa il Cerignola, quindi dal principio tattico di Raffaele su palla laterale. Mi attacco al mio riferimento, cioè marco l'uomo, marco il mio riferimento. In questo caso il Catania non lo sta trovando, non lo sta codificando, come dici bene tu. È proprio dalla palla laterale, Marco, che nasce il gol del... Esatto. Andiamo a vederlo proprio il gol del Giuliano, per tentare di capire quelli che sono stati gli errori. Ne abbiamo parlato anche poco fa, no? Sì, ma lo rivediamo anche nel video. Il Catania, che come si può vedere dall'inizio dell'azione, è molto compatto, crea una linea più bassa, un quartetto centrale che chiude bene lo spazio centrale, quindi è ben posizionato. Poi fa palleggiare il Giuliano, ma questo fatto di far palleggiare la squadra avversaria ormai si è visto da tempo. Anche lì si esce bene, si copre bene gli spazi, si coprono bene gli appoggi, però dentro area, soprattutto su questo cross che sai che sta per arrivare, non puoi lasciare Quaini che guarda solamente la palla, non guarda minimamente il riferimento, che è Del Sole, che gli dai alle spalle, ha tutto il tempo, lo spazio, il modo per andare a colpire in terzo tempo questa palla. Poi è vero, c'è anche un piccolo errore, una piccola indecisione di Dini, però lì Quaini deve fare qualcosina in più, e soprattutto... Lì è una questione di istanti, no? Soprattutto per il portiere, dico, quando non giochi da tanto tempo, come è successo per Dini, è un istante che tu decidi di uscire. Ma l'errore maggiore, Marco, è di Quaini. L'abbiamo già. Si deve attaccare all'uomo e basta, deve prendere posizione e impedirgli di saltare così tranquillamente. No, soprattutto perché sei, diciamo, un centrale della difesa 3. Del Fabbro ci ha fatto vedere invece che è differente, no? Su palla laterale, nella prima situazione, esatto, quando mettono il cross, lui si attacca molto bene a riferimento. Quaini invece, come dici tu, hanno caratteristiche totalmente diverse. Quaini è bravo a giocare a palla e anche fa il centrocampista pure, quindi non è un difensore di ruolo. In queste situazioni le soffre, non sa prendere posizione sugli attaccanti. Lui è forte anche in fase difensiva in altre situazioni, nel recupero, quando deve strappare
quando deve a volte anticipare. Esatto, sull'anticipo mi ricordo è molto bravo pure, e quando prende va in marcatura preventiva, a spazi larghi, lì è veramente molto bravo. In queste situazioni, nel marcare dentro area, lui fa fatica, perché non è un difensore puro. Perché perde proprio completamente la concezione del marcatore e della marcatura in generale. No? È che... Situazione dei gol invece del Catania, andiamo a vederli tutti, sia il primo di Guglielmotti che il secondo e anche il terzo di Lunetta. Sì, il primo gol nasce secondo me da un'azione diversa, no? Il Catania che mette su questa palla, Montalto che dir si voglia in questa giocata fa la cosa migliore, no? Si rende conto di non poter arrivare sul pallone, quindi disturba la giocata del difensore centrale, e qui poi un'ottima pressione, un ottimo attacco della seconda palla, una ripartenza veloce con Jimenez e Guglielmotti. Jimenez che aspetta come sempre l'ultimo istante quando vede il difensore che malmesso nel senso posturato male per correre all'indietro, gli appoggia la palla a Guglielmotti e nasce il primo gol. Quindi bene il lavoro di Montalto, ma soprattutto questa aggressione della seconda palla che vedremo anche nel secondo gol sta diventando una costante offensiva da non sottovalutare. È vero, andiamo a vederla anche nella seconda clip che hai preparato, proprio il secondo gol di Guglielmotti, che per di più si inserisce anche lì al centro. Sì, si inserisce al centro, ma la cosa che mi piace notare è proprio questa chiusura della zona centrale, e qui c'è l'importanza di Tacchio. Riconquista, controllo, giocata di prima su Inglese che è posturato per attaccare la profondità, quindi riconoscere la postura e la comunicazione del compagno. Qui Inglese che non fa un ottimo controllo, la palla che schizza e c'è un secondo pallone, e sul secondo pallone c'è Guglielmotti e altri due in zona palla. Poi Guglielmotti è bravo a controllare e a calciare al volo, però la cosa che mi è piaciuta e che mi ha convinto poi a fare la nostra lente di ingrandimento, il nostro focus su Di Tacchio, è proprio questa, no? Riconoscere la comunicazione del compagno, che non è una comunicazione verbale, è una comunicazione principalmente visiva e corporale, no? Quindi riconoscere come il compagno è messo e posturato e come che tipo di palla dargli. Carlo? No, ma anche in questa situazione si vede uno sprazzo anche di calcio relazionale, perché Guglielmotti che ci fa in quella posizione? Un giorno, tanti anni fa magari un allenatore, dove vai? E invece lì è bravo ad attaccare lo spazio, perché capisce che la palla può arrivare a lui da quella posizione, attacca forte lo spazio in situazione centro-sinistra, lui che è un cursore a destra, e va a fare un gran bel gol da attaccante. Chi è bravo certamente ad andare nello spazio è Lunetta, che ricordiamolo non ci sarà nella partita con il Cerignola senza Pesante, anche perché poteva essere un'alternativa non solo sull'esterno ma anche là davanti. Senza grave. Andiamo a vedere il gol di Lunetta con il Giuliano. Sì, il gol di Lunetta, bravo Lunetta a attaccare lo spazio libero, ma sono bravi soprattutto i compagni a creare lo spazio libero, perché vediamo tre giocatori attaccare bene il primo palo e quindi creare attenzione dell'avversario sul primo palo, mentre c'è un blocco sul secondo palo e Lunetta che è libero di attaccare questo pallone sul secondo. Non fa neanche un terzo tempo perché la palla gli arriva leggermente dietro, quindi non sei messo bene per attaccare il pallone in corsa, però questo blocco sul secondo palo gli libera lo spazio e lui può colpire tranquillamente indisturbato per colpire il pallone verso la porta. Ed era infortunato in questo momento. Non stava bene, si toccava continuamente, non so che tipo di affaticamento ha avuto, se al retto femorale o dietro al flessore, ed è quello che comunque poi non siamo riusciti a capire, ha portato a non essere recuperabile. Speriamo che sia in questa settimana. Prima di andare da Anna vi faccio vedere ancora le ultime 5 del Cerignola. Abbiamo saltato questa grafica che normalmente facciamo vedere, che fa capire anche il momento della squadra avversaria, che viene da 2 vittorie in trasferta, una in casa del Potenza, una in casa del Giuliano, il pareggio con l'Avellino, la vittoria di Messina, il pareggio casalingo contro la Juventus, non perde, pensate, la partita con il Taranto. Una cosa incredibile pensare questo, che il Cerignola ha perso contro il Taranto con il Taranto nella situazione in cui è. Marco, ti aggiungo questa partita col Taranto che viene sbloccata all'89esimo e più su un pallone, su una ripartenza, su una transizione, perché il Cerignola si è spinto tantissimo avanti con i quinti, con le mezzale, con tutti, poi palla lunga,
letta male da Martinelli e il Taranto, che Taranto vince quella partita. La cosa che bisogna analizzare è una squadra che nelle ultime 10 ha fatto 20 punti, esatto. Quindi è un buon dato. Noi abbiamo solo le ultime 5, appunto vi abbiamo raccontato di quest'ultima sconfitta che risale a qualche mese addietro. Anna, per gli ultimi messaggi da casa, poi le probabili e chiudiamo. Ultime domande per quest'ultima parte di puntata. Ci chiedono: Frisenna entrerà in conflitto con De Rose per la regia, sua dote, o dovrà subire l'ennesima esigenza toscaniana del fuoriruolo e marcatura? Dal Monte, fotocopia di stoppa, dribbling e verticalità? E ancora, e gli esuberi che restano, ce li teniamo? Allora, degli esuberi ne abbiamo parlato poco fa, per cui evitiamo. Dal Monte, fotocopia di stoppa? No, perché è un mancino, un giocatore diverso, un po' più attaccante rispetto a Stoppa. Sì. Per quanto riguarda De Rose con Frisenna, due giocatori diversi? Diversi, cioè, per esperienza è chiaro che De Rose ha un carisma particolare, l'energia il senso tattico di Frisenna saranno utilissimi al Catania. Anche dal punto di vista fisico sono molto differenti, Sì, perché sì. Frisenna è molto più strutturato, Sì, è uno è che chiaro. sa andare anche meglio sulle seconde palle, sulla palla aerea, quindi secondo me è differente rispetto a De Rose. Probabili formazioni della partita di Cerignola, ricordo la diretta di Telecolor a partire dalle 14 con diretta stadio, diretta video in chiaro ovviamente, con il commento di Angelo Patanè con Carlo Breve e con Alberto Cigalini in studio. Andiamo a vedere la probabile del Cerignola con il 3-5-2 di Raffaele, l'abbiamo ricostruito in questo modo. Abbiamo scelto Saracco in porta, ma come detto c'è certamente il ballottaggio, nelle ultime partite si sono divisi il ruolo, e poi la difesa a 3, il centrocampo a 5 con i 3 dell'Ave Maria di cui parlava poco fa Carlo Breve, Capomaggio, Paolucci e Tascone, e poi D'Andrea e Salvemini. Andiamo a vedere il Catania che si schiererà ovviamente con l'assenza di Lunetta, l'abbiamo detto. È molto probabile che Anastasio vada a fare l'esterno di sinistra. A questo punto dovremo vedere la difesa come l'abbiamo vista nella parte finale della partita con il Giuliano: Quaini da braccetto, Del Fabbro al centro, Castellini a sinistra, Guglielmotti confermatissima a destra, così come confermatissima la coppia di centrocampo De Rose di Tacchio, e poi Jimenez Dal Monte con Inglese. L'alternativa qual è? Quella che abbiamo visto all'inizio con il Giuliano, Montalto dentro dall'inizio insieme ad Inglese con Jimenez alle spalle. Arbitri della sfida di Cerignola, per andare a chiudere l'argomento, eccolo qua, con l'arbitro che è di Roma 1, e poi Tempestilli e Brunozzi per quanto riguarda i due assistenti, e il quarto ufficiale che è Ursini. Siamo arrivati proprio alla conclusione. Io ringrazio Toscano che ha parlato in conferenza stampa, così mi ha evitato di parlare per 10 minuti perché sono arrivato anch'io. Carlo, grazie, come sempre ti vediamo domenica. Grazie a te Marco, ci vediamo domenica a Cerignola, ci vediamo domenica a Cerignola con i nostri amici. E non diciamo nulla per qualsiasi... Ermanno, noi ti aspettiamo invece venerdì per la prossima puntata di Preview. Ermanno Florio, grazie anche a te. Grazie a te Marco. Io voglio andare subito da Anna. Ciao Anna, anche a te appuntamento a venerdì. Ciao Marco, e grazie a voi per averci seguito. Grazie anche ad Anna. Dell'appuntamento di domenica abbiamo detto ampiamente. Vi ricordo che poi invece lunedì si torna con corner, con anteprima corner, ovviamente con la partita che verrà riproposta nella serata di lunedì, e noi come detto torneremo venerdì prossimo. Alla prossima, ciao.